Ciao a tutti e benvenuti a X-Lab Podcast, il podcast che non avete chiesto ma di cui tutti voi avete bisogno. Oggi intervisteremo la leggenda, il solo e unico CEO della X-Lab, Marco Botte Carraro. Dopo la sigla. Dopo la sigla? Eccoci qua con Marco Botte Carraro. E lui Incredibile. finalmente è arrivato questo momento di sapere tutti i retroscena e i segreti di X-Lab. Di solito sono io che intervisto, mi sento un po' strano. Ma invece oggi sarò io, Carlo Kebab, a intervistare il CEO della X-Lab. Comunque io vorrei anche presentare un attimo anche il Carlo Kebab chi è, perché magari tanti non ti hanno visto. Carlo Kebab comunque fa la sua prima apparizione dentro, anzi un paio di apparizioni dentro ai video. X-Lab, sì, Il esatto. video di Zaya e anche il film di Full Monty. Full comunque. Monty 3, Esatto, Full Monty fa 3. una piccola apparizione. Lo scagnozzo, esatto. Lo sponsor di questo video è Carlo Kebab, le spezie super di Carlo Kebab che non abbiamo neanche portato qui, ma ovviamente noi qua siamo nel passato, ma sto video uscirà nel futuro quando sarà già uscito il tuo video in realtà. Esatto, Quindi quando sarà probabilmente uscito la gente avrà già capito la chi canzone sei. di Carlo Kebab, farò il mio debutto in X-Lab con Carlo Kebab. Ma l'avrai già fatto quando vedranno questo video. Giusto, perché siamo nel passato e viaggeremo nel futuro grazie alle spezie e al rub per costicine e pollo Carlo Kebab. Benissimo. Allora Marco, ricominciamo. Ma no, lascia. Allora, Botte, tutti seguono X-Lab da tantissimi anni, ok? Certo. X-Lab è una realtà meme su YouTube che va avanti da quanto? 15 anni praticamente, sì. Allora, X-Lab è nata, sai che non lo so, è nata più o meno nel 2010, sì, 2009-2010, perché prima avevo una mia, tra virgolette, etichetta che era la Lapo Gianni Production. Sì, Parlaci di questo, che nemmeno io da vero appassionato sapevo di no, questa... la Lapo Gianni Production è nata perché avevo già iniziato a fare i miei primi video, perché mio padre mi aveva la cinepresa con le cassette, non so, e facevo dei piccoli filmati, mi ricordo. Questo già, aspetta, andiamo un po' prima. Io mi ricordo il primo computer, il primo Pentium 2, che tu sai, insomma, che sei Sì, beh, informatico, certo. era, mi ricordo, l'ha preso il 31 dicembre 1998. Mamma Il mia. Pentium 2 e già da là iniziavo, mi ricordo, a fare i miei primi video con Pinacle, che era un editor video proprio Pinnacle Studio, sì. vecchissimo, e montavo i miei primi video, mi ricordo, e lì prima dell'X-Lab c'era la Lapo Gianni Production, che eravamo io, mio cugino, e che montavamo questi video, facevamo questi filmati, no? In giro per casa e con delle storielle così, montavamo questi video. E poi mi sono un attimo, tra virgolette, evoluto perché sono usciti qualche anno dopo, insomma, i primi smartphone con cui potevi fare dei video, e quindi magari facevo dei video a qualche amico che avevo all'epoca e facevo questi montaggi. E i primissimi video del canale su YouTube comunque ci sono i video di... La Poggiani Production. Esatto, i primissimi, sono tipo dei trailer di tutte quante ste storie, insomma, ste storielle montate, ecco. Ma a questo punto mi chiedo, allora, questo è un easter egg, una chicca molto interessante, perché io stesso che sono andato a vedere da vero fan i video più vecchi, non mi ero mai per esempio accorto, no, di questo nome precedente alla X-Lab. Mi chiedo anche curiosamente cosa ne pensano gli ex membri della Labo Gianni Production di quello che è diventato oggi X-Lab. Se ti seguono ancora? Che seguono, c'era anche internet, non c'era niente, la Poggiani era proprio... No, ma oggi loro ti seguono ancora, vedendo quello che poi è diventato il loro cugino Marco Botte Carraro i miei X-Lab. cugini, ma sinceramente non lo so,
Non penso, sai. Non hai mai pensato di condividere con loro quello che è diventato poi il gioco di No, infanzia, è diventato un progetto? no, non penso siano molto interessati. Sarebbe curioso. Comunque, magari se così fosse, scrivetelo Non nei puoi mai commenti. sapere, capita a chi ci guarda e ci ascolta che quando conosci qualcuno dalla provincia di Venezia che magari ha dai 25 anni in su, ma non per forza, e nomini Aero Rizzo, c'è sempre qualcuno che ti dice, ah sì, accidenti Aero Rizzo, perché io ricordo sempre, Aero Rizzo è importante, non dimentichiamoci mai il nome della X-Lab, che è quello che ha portato questo nome e tanti altri, no, alla ribalta. E è interessante anche il fatto che, Marco, cioè tu hai sempre avuto questa vena di artistico che si è sviluppata sempre di più con la tua crescita, perché so che tu hai fatto, oltre ai video più a tema Rizzo, musiche per canzoni per Monti, hai fatto anche degli album tuoi. Esatto, sì. Diciamo che io sono nato come artista perché appunto quando ho scoperto il rap e l'hip hop che all'epoca nel 2005-2006 era molto sconosciuto, iniziava ad emergere Fibra, Mondo Marcio, il Club Dogo, io iniziavo un po' a far musica perché comunque sapevo smanettare magari col computer, facevo qualche base, registravo, però non erano chissà che prodotti, in più non c'era internet, stava uscendo sì e no, era comunque un periodo abbastanza particolare anche come musica. E io mi ricordo che nel 2006, sì, andavo alle superiori e ho fatto il mio primo video musicale girato col telefono che si chiamava Sei un fisso, mi ricordo, che è stato il primo video e già all'epoca era fatto di merda, per carità, però già all'epoca era una roba assurda, fare un video musicale non era da tutti. E nella mia scuola comunque girava sta canzone, no? Sto video, perché faceva talmente schifo, era talmente fatto male e talmente, come posso dire anche, Trash? trash, sì, ma io ero straconvinto, hai capito? Sì. Cioè ero straserio di sto prodotto, strafiero. E invece ero proprio deriso su una maniera, però cioè, dall'essere praticamente l'ultimo della classe a comunque essere notato, per me era tanta roba, hai capito? Certo. E quindi mi ha dato una spinta a continuare. E ho fatto allora, nel 2006 ho fatto il mio primo disco, vabbè disco, fatto proprio in cameretta, suonato con la batteria, era due pezzi di legno con vaso della pittura rovesciata, cioè proprio così, registrato col microfonino del cavolo. Comunque ho sempre fatto, sì, ho fatto quello, ho fatto Preso con le bombe, un altro disco, ho sempre fatto orribile. E De Botte Meglio, se lo ricordi, Sì, no? mi ricordo E già qualcosa. là comunque iniziavo a fare basi comunque carine ed ero notato nel panorama perché tutti dicevano anche che comunque si conosceva quei pochi rapper della zona, ero proprio, cioè chi mi conosceva diceva che ero proprio scarso, probabilmente era vero, però a fare le basi comunque non ero male. Infatti là nel 2008 ho avuto il mio primo, sono stato assorbito dalla Profezia Urbana Crew, una crew di Padova, mi voleva come DJ. Allora avevo iniziato a fare le basi che poi è durata Quindi poco. beatmaker appunto. Esatto, perché sapevo fare le basi, ero molto bravo a fare le basi, anche se ero sempre visto un po' come in brutto occhio, perché cioè, c'erano i puristi dell'hip hop, no? Chi faceva hip hop, faceva rap a quell'epoca era il classico, con basi tipo old style, old school Old si school, chiamavano, quindi sì. avevano campionavi col vinile, avevi l'MPC, cioè avevi tutta quanta un po' più una musica più grezza. Invece io lavorando col computer con FL È più Studio digitale, sì. era una roba più digitale, molto più elettronica, che era vista come il male assoluto, perché c'erano le fazioni, no? C'era i rapper che erano poi squassi, per capirsi, i rapper metallari, quella roba là. Poi c'erano i truzzi, ti ricordi? Sì, E beh, quindi Truzzi. c'era una guerra Nel assurda tra questi. 2008 proprio Truzzi era proprio il suo C'era una clou. guerra assurda, no, tra chi faceva Elettronica, elettronica sì, mi e chi ricordo. faceva hip hop, metal. L'elettronica era molto ghettizzata in quel periodo, sì, proprio Esatto. discriminato, è vero, è vero. Quindi uno che ti fa la musica elettronica
con una roba che, cioè, capito? È come Sì, mischiare la Nutella sì, con il salato, cioè, sì, 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 ho capito? Te lo capito. potresti anche fare, ma era visto malissimo. Però secondo me anche già all'epoca anche i puristi dicevano sì, ok, non si può fare sta roba qua, però è figa, no? Ci sta. Ma secondo me poi ne hanno avuto la riprova quando poi verso il Sì, 2011-2012 c'è stato il boom del dubstep e c'è stata esatto, musica da ematomi, esatto, giusto? ma comunque anche i rapper iniziavano a cantare sull'elettronica, vedi Two Fingers, Sì, Fedez, certo, allora certo. là andava tutto bene, allora dopo tutti quanti si sono un po' spostati, anche i rapper americani comunque hanno iniziato a fare Sì, sì. cantare No, ma sull'elettronica. infatti mi ricordo che poi ci sono stati album che poi sono anche, se non sbaglio, usciti anche fisicamente in CD Certo, sì, 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 sono di usciti. botte come musica da ematomi che era tutto su basi dubstep belle spinte e poi il Le- dubstep ha preso tantissimo piede anche nel rap quando era il 2011-2012, Là giusto? sono prodotti, secondo me, musica dei Matomi, secondo me è stato il prodotto migliore che ho Migliore in fatto. assoluto, anche secondo me. Però cioè, come strumentali, come musica, cioè spacca proprio veramente. Cioè uno poteva piacere o non piacere, ma era oggettivamente che era un bel Era prodotto. forte, sì, molto Però forte. ai puristi ovviamente non dava giusta roba qua, insomma, ecco. E quindi cosa mi hai chiesto alla fine? E quindi no, perché torniamo appunto al fatto che Botte è sempre alla fine si scopre sin dall'inizio un creativo, no? E trova vari modi per sfogare la sua creatività e quindi anche mi viene da chiedermi come poi è nato X-Lab, Giusto? come è diventato il fatto di fare anche solo il meme sulla compagnia, sugli amici della compagnia, è diventato fare i video musicali sui membri della compagnia di amici e far esplodere una cosa quasi in, oserei dire, culto per alcuni. Culto. Allora ti dico, X-Lab è nata, dobbiamo fare un passo indietro. Quando io ho fatto il mio primo il disco, allora io ho fatto Gioco di ruolo 2006, 2008 ho preso con le bombe, 2009 ho fatto Brinazione, e Brinazione, attenzione, è stato il primo disco che è stato un ibrido tra un disco ben fatto e uno fatto de merda praticamente, perché andavo a registrare a San Donà di Piave, mi ricordo che avevo, aspetta, scusa, 18 anni, sì, 18 anni, andavo ancora alle superiori, andavo in treno fino a San Donà di Piave a registrare da sto tipo che aveva uno studio, io non ero mai stato in studio prima, quindi andavo là a registrare la mia voce, a lavorare tipo una giornata, registravo tutte le voci e a casa dopo le mixavo e facevo la musica. Ho fatto un passo successivo nel disco Topo che è Mutazione. Che ora l'ho registrato tutto quanto da Albo, da sto ragazzo che mi hanno consigliato che lui proprio Che aveva aveva lo studio, uno studio serio, io l'ho imparato tutto. Cioè là è stato proprio una scuola per me. Cioè la là scintilla. sono andato a fare un disco, ma in realtà mi sono portato a casa praticamente tutto quello che so oggi. Cioè a livello di mixaggio, di mastering, di registrazione, tutto, mi ha insegnato tutto quanto Albo. Quindi io ho fatto il disco là e siccome che all'epoca non è come adesso, cioè avere uno studio in casa ti costava veramente migliaia di euro tra computer, schede audio, Sì. microfoni, insonorizzazione, aste. E quindi abbiamo fatto uno studio insieme ad altre persone. Io quell'anno là avevo fondato, tra virgolette, una crew che si chiamava i Blastercore, che già Questa non la che è sapevo. durata praticamente poco niente, praticamente era formata da c'è qualche video Su YouTube. su YouTube, sì, era formata da me, da Penzino, Nicolò Penzo, che era uno sbarbatello che era del 97, ma all'epoca già era proprio, aveva 13 anni, si fumava i canoni, c'è un personaggio. Poi c'era Emanuele Alfieri Emi, che forse fa ancora qualche canzone, e Nicola Bezzon, Infamous mi sembrava si chiamasse, che avevano tutti quanti sta passione per la musica, però non avevano soldi per andare a registrare da sto tipo e allo stesso tempo volevano fare un disco. Più un altro ragazzo che si chiama Dainasto, scrivete nei commenti se volete un'intervista anche a Dainasto, che non so, sì l'ho visto ancora, non so se fa ancora musica. Fatto sta che abbiamo fatto una colletta e abbiamo preso tutta l'attrezzatura per lo studio e così ho fatto lo studio e l'abbiamo chiamato X Lab Studios, preso da Return to Castle Wolfenstein, non so se hai mai giocato a quel gioco.
Return of Cast. Wolfenstein. Ah, sì, sì, ho presente, storico. C'era un gioco del 2003 che si chiamava Return to Castle Wolfenstein e c'era un livello Sì. che si chiamava X-Lab e praticamente andavi giù su sto sotterraneo e stavano, è tipo un nazista quel gioco là, Sì, cioè, sì, era tipo, perché era Wolfenstein. era Wolfenstein è un gioco molto famoso che è a tema nazista girato, che esatto. viene ancora oggi rifatto perché ci sono anche delle edizioni più Sì, 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 moderne. sì, sì. E andavi giù praticamente, facevano questi esperimenti, c'erano sti mostri praticamente, Sì, sì, no? ho E capito. c'erano gli X-Lab. E da là, è venuto, che figo però sto no, X-Lab. X-Lab, E là hanno fatto l'X-Lab Studios, no? grande. Fatalità, dopo per puro caso, è uscito proprio che dopo io ho creato dei piccoli mostri. Sì, è È vero, stato un caso, eh. effettivamente, E abbiamo effettivamente. fatto lo studio e poi da là non è mai morto, insomma, X-Lab Studios uscivano i prodotti, la musica e i video da X-Lab. Quindi c'era X-Lab Production, Ma come si è spostato da questa crew, da fare la musica hip hop, immagino, per questa crew, a fare più la musica per Aero Rizzo, per Monti, per il Allora, Bonzo, il Cobra? io in tutti quel periodo là, fino al 2000, anzi fino ad Iron Rizzo più o meno, anche un po' di più di Iron Rizzo, quando facevo musica ero proprio straconvinto, cioè io facevo trash ma non me ne rendevo conto, Ah, cioè eri convinto ero che... convinto di fare Io ho una sempre, io ho figata. sempre pensato che, secondo chi ci guarda, tu la figata l'hai fatta. Però a volte quando nel 2012 qualcuno mi ha detto, ma tu conosci Aerorizza? No, io ho detto no, no, ma è impossibile, mi ha mostrato cos'era X-Lab e mi ha aperto il vaso di Pandora verso questo mondo. Io pensavo che Sì. ci fosse un velo di ironia che tu sapessi, no? Invece Sì, ma scopro che tu... prima di Iron Rizzo però, praticamente ero solo io là che Sì, cantavo. certo. Ah, O di comunque ma allora tu hai fatto delle figate perché appunto musica dei Matomi, cazzo, è una roba musica di Matome l'ho convinto. fatta dopo però. Ah, giusto. Ma in ogni caso, anche nell'ambiente soprattutto, ero visto come strascarso, come Sì, rapper. sì. Primo perché ovviamente ero abbastanza da solo, nel senso che sì, ascoltavo tutto, però non avevo una crew con cui confrontarmi, anzi era la gente che veniva da me, cioè anche io che cazzo fai? Cioè, e appunto, come ti dicevo, ero un ottimo beatmaker e DJ, sapevo fare a computer qualsiasi roba all'epoca, però a livello di rap e tutto ero abbastanza Metrica, scarso. scrittura, dici. Esatto, esatto. E quindi poi cosa è successo? Comunque io ho fatto la mia evoluzione, infatti come dicevi te, dopo i dischi dopo, insomma, sono migliorato, sono molto più seri, ecco. È nato proprio con Ero Rizzo perché, allora, la sua storia, se vuoi te la racconto un attimo come ci siamo conosciuti, insomma. Come la domanda che magari molti si sono fatti negli anni, dove è nato Iron Rizzo, ma dove è nato, e si vede ovviamente nella sua specifica intervista, ma a noi ci interessa sapere dove è nato il personaggio di Iron Rizzo, cos'è che ha lanciato Iron Rizzo nella X-Lab e quelle canzoni a cui tutti siamo affezionati Esatto. come mega festone. Allora è nato che io e lui ci siamo, diciamo, non conosciuti proprio, ma visti a un capodanno proprio da merda, posso dire, una festa, vabbè, tra l'altro organizzata da anche un mio amico, non lo posso dire che era di merda, ma probabilmente lo sa, grande Alemazzu, quel Vabbè, capodanno prima hai là. detto che uno di 13 anni si fumava i porri, quindi Sì, non è che vabbè, ce ne però è vero, fotte. vabbè, ma ci sta. E insomma, l'avevo conosciuto a sto capodanno che era il 2010 deve essere, sì, 2010 era, sì, sì, dal 2009 al 2010, quel capodanno là, ci eravamo visti là, però non ci siamo neanche parlati, però lui si ricordava di me perché poi l'ho visto qualche mese dopo ad una festa che aveva sempre organizzata da questo qua, e io all'epoca, che praticamente fare live era impossibile, era difficile fare live, uno perché non mi conosceva nessuno, secondo perché la musica, cioè dove vai? Cioè, e ora fai conto che se tu andavi nei centri sociali, nei rave, quei posti là, a me non mi accettavano perché appunto ero visto male, perché facevo rap sull'elettronica, era proprio il male totale. Andare su una discoteca, no, perché come fai a fare rap a una musica, cioè sono in un posto dove fanno musica a discoteca Sì, commerciale, giusto. non ce la fai. Era proprio un genere che non potevo andare, non potevo neanche andare sui pub perché facevo le cover.
cioè facevo proprio il peggior genere. E mi ricordo che a sta festa qua gli avevo rotto il tipo e mi fa, come dopo in tutti un po' i locali giravano così, mi fa, ascolta, se mi porti almeno 10 persone ti faccio fare una canzone, una canzone. Cioè, quindi per farvi capire, io ero stragasato, no? E ho detto, vabbè, fatta dai. Quindi io comunque iniziavo un po' ad essere conosciuto, avevo il mio gruppetto e avevo trovato queste persone e mi avevano fatto fare sto concerto. Cioè mi avevano fatto fare sta canzone, scusa, non un concerto. No, una A canzone. sta festa, a sta festa. Cosa è successo? Ho fatto Vie e Testa, non so se te la ricordi quella canzone là. Viete. Vabbè, è una canzone Ok. Oh, abbastanza festaiola, diciamo, che poteva starci come canzone. Insomma, ci saranno state 200 persone, era una stanza, era bella piena con 200 persone. Insomma, vado, butto sulla chiavetta la base, inizio a cantare. Dai su dobire, dai che famous. Vabbè, insomma, la canzone aveva una strofa, scusa, un ritornello, strofa, ritornello, strofa. Ho fatto ritornello, strofa e dopo basta, mi ha detto basta, fermati, perché praticamente la pista si era svuotata, era a metà. Cioè metà gente non c'era più, perfino neanche i miei amici c'erano che ho portato, non so dove erano. E sai chi è che ballava in mezzo alla pista? Iron Che faceva Rizzo. la break dance? C'era Iron Rizzo, che Porca. ballava da solo, io non capivo, c'era la macchina del fumo che sputava fumo a sbrega per non far vedere che non c'era nessuno. No. E quindi io praticamente stavo cantando sta strofa della canzone con sto qua che neanche conoscevo che faceva la break dance. Una roba pazzesca. No, Deve esserci ancora qualche foto in cioè, ma Facebook. sta roba qua, cioè, è finzione, è leggenda sta roba qui che hai E raccontato. da là siamo diventati amici. Cioè, a parte che comunque, cioè, secondo me è mirabile il fatto che cioè, hai discusso fino adesso anche che comunque nel tuo processo creativo cioè, eri ghettizzato da più ambienti e poi è successa anche questa cosa qua, cioè a una persona qualunque questo direbbe ok, io devo mollare no, la musica, e invece tu a cazzo duro signora, hai detto Ciao, un fanculo cazzo. tutti. Esatto. Fanculo, come è giusto che sia, perché vedete il segreto è inutile, E non cioè, mollare mai. non bisogna ascoltare gli altri. Se tu una cosa la vuoi fare, la devi fare, appunto, se la senti dentro di te, la devi fare, che è quello che ha fatto Marco, perché penso che ad oggi, a distanza di anni, si possa dire che Marco su vari fronti abbia ottenuto molto, almeno. Abbiamo scoperto la leggenda che ti ha portato a conoscere Iron Rizzo Esatto. che ballava, cioè a me è piaciuto in particolar modo il dettaglio che fosse l'unico a ballare la breakdance sulla tua canzone in mezzo alla pista, ma che le macchine del fumo avessero aumentato la loro intensità Per nascondere il buco, esatto. cioè, e quindi Se no- mi sono immaginato un Iron Rizzo che nascosto dalla coltre del fumo Esatto. si muove, sgambera con la tua musica, cioè è una cosa sembra finzione, ma a quanto pare all'X Lab tutto è possibile e quindi All'epoca andava anche, era un po' più velocizzato di adesso, di movimenti. nei movimenti, certo, Esatto. giusto, mi sembra era più giovane, quindi Esatto. si parla di 15 anni fa, se ci pensi. Era il 9, 2010 spaccato, sì, era proprio Quindi- era marzo 2010, 15 anni me lo fa. ricordo sì. Siamo tutti vecchi. E da là sì, siamo diventati amici là E poi le canzoni come sono nate? poi sono nate perché abbiamo iniziato a scriverci in Facebook, abbiamo iniziato anche a uscire qualche volta, no? Perché appunto era quel periodo che comunque iniziavo a fare il PR costretto perché io volevo suonare nei locali, no? E se io li portavo gente ai locali mi facevano suonare, quindi io prendevo un po' di tutto, no? E quindi ho fatto amicizia con tanti, insomma, personaggi un po' particolari. Che poi, scusa, prendo la parola, parentesi, anche questa è una cosa che io quando poi ho scoperto chi era Iron Rizzo, X Lab e poi mitico Marco Bottecarraro,
vedevo foto di feste e poi conoscevi gente a destra e manca, pensavo che l'essere PR fosse un po' la tua indole, invece oggi scopro che in realtà Inizialmente era così, era poi mi un sono mezzo. accorto che far musica facevo da cagare, che quindi era più semplice, anche più remunerativo fare il PR, quindi ho cambiato totalmente, però ho continuato comunque a fare musica, Sì, certo. perché Beh, era una mia ma passione. infatti da questa digressione tornerei all'inizio, quindi Esatto. dicevi che pur di far musica, pur di suonare alle serate, tu portavi le persone, no? Esatto. E quindi... Pensa che Iron, lui non capiva quello che facevo, mi chiamava DJ Botte, ma io DJ penso sia una delle robe che non ho mai fatto. È E un produttore, Esatto. un Ho producer, fatto sì. il fotografo, ho fatto l'organizzatore, il PR, però DJ non l'ho mai fatto. Vabbè, e fatto sta che un giorno mi fa, a me piacerebbe fare una canzone con te, mi fa Iron, no? Io li faccio, tra che ero ancora in quella fase, come dire, Che eri convinto? che ero convinto. Sì. Già io ero scarso e facevo fatica a farmi notare. Se mi metto anche Iron, che praticamente non sa nulla, cioè è un disastro. Però ho detto, ma sì, perché no, facciamola. Però ho detto, ma cosa li faccio, cosa non li faccio? In quel periodo là, era il 2011, stavo facendo un mixtape, si chiamava M al cubo, non so se hai presente qual è. Vabbè, Ok, è un mixtape ho intravisto. molto di nicchia, che sarebbe il merda, ma se è un mixtape M3, M al cubo, no? Sì. E con basi mezze scoppiazzate, mezze strane, perché tanto ho detto, tanto la musica quella là, diciamo più old school per capirsi, era difficile da fare e neanche mi piaceva farla, ti dirò la verità, anche se magari appunto me la chiedevano, però farla, cioè, dovevi avere un'attrezzatura che a livello digitale facevi fatica. Quindi già facevo elettronica, sono andato ancora più in vacca perché ho detto, visto che ormai mi piace, vado proprio in vacca, faccio il mixtape con la musica che piace a me, vaffanculo. E avevo fatto tre basi usando appunto i campioni di Aero Acrobat, no? Aero The Acrobat, Sì. che è un giochino della SNES Sì. del 94, mi sembra, Mitico Super 95, Nintendo, console uscita nel 92, anche poi forse 93. arrivata in Italia nel 94, ma i giochi sono Esatto. del 92-93 sicuramente. Ho fatto tre basi prendendo i campioni di sto gioco qua. Di cui due le ho tenute per fare sto mixtape. Quella che mi faceva più schifo, ho detto ascolta, sta base qua però è carina, è lenta, secondo me ci sta con Iron, che all'epoca ancora non si chiamava Iron comunque. Come si chiamava? Ma Luca Rizzo si chiamava, lo chiamavamo ancora Iron. E ho detto, quella che mi faceva proprio più schifo, ho detto, va, ma sì, tanto mi spiaceva buttarla via, lo facciamo registrare, no? E diciamo che il testo fa parte di, era Iron in the Space la prima, no? Ah sì, giusto. Perché Quindi, non era mega festone la no, prima. la prima era Iron in the Space che era sono Iron Rizzo e vengo dallo spazio, festone fino a mattino. E, vabbè, insomma, vabbè. Era presa appunto da quello che vivevamo all'epoca, quindi magari facciamo la festa, e veniva anche lui, beveva la Coca-Cola in bagno per non pagare, insomma, tutte queste storie qua che alla fine era quello che vivevamo, no? E insomma, Che si portava da qualcosa da casa non aveva. esatto, c'era tutto così, andavamo in buffet gratuiti, cioè lui se era gratis, beh, se no era un problema, non era schifo, Capisco. no. Era, vabbè, comunque l'ho fatto sta canzoncina, l'avevamo scritta, l'ha cantata e all'epoca era appena uscito WhatsApp, non mi ricordo. E sta canzone qua vedevo che l'avevo mandata un po' a qualche amico a farla sentire. E ancora prima di fare il video, sta canzone qua girava comunque. Ho detto, guarda che bene dai, insomma. E ho detto, sai cosa? Io volevo fare anche il video, mi ricordo, no? Io mi ricordo che ho fatto il video su un parco a Marano, perché dovevo andare a una festa a Milano. Ho detto, ascolta, partiamo un po' prima, ti faccio quattro riprese del cazzo, che l'ho detto, facciamo queste riprese e poi andiamo là, facciamo magari qualche video anche là, tra l'altro, che era il The Box di Milano, non so neanche se c'è ancora aperto, difatti metà è girato in sto parco, metà sto The Box, che poi ho proprio fatto, non dico controvoglia, ma proprio come sì, Perché andava fatto? esatto. E insomma,
quando l'ho montato, proprio montato velocissimamente, cioè io ci mettevo anche, che ne so, mesi a montare i miei, fatti bene con l'esplosione, tutto lui proprio buttato là ed è esploso, insomma. Cioè la gente impazziva, probabilmente è uscito nel momento giusto, al posto giusto, Sa- cioè, ed è esploso. E da là ho detto, boia, assurdo. Bisogna continuare la via di Iron Allora Rizzo. no, poi là ho detto, ma sì, vedo, boh, sarà un caso. Che Sì. poi io all'epoca c'era Facebook, c'era WhatsApp appena. Quando uscivano i miei video, cioè spaccavo cioè mandavo i video a manetta a tutti, proprio a tutti, pur di essere notato, roba, e se tutto andava bene facevi 1000, 2000, 3000 visite, era già un record. Lui andava avanti a decine di migliaia, proprio ma Porca puttana. tranquillo, ma senza neanche condividerlo, una roba assurda. Girava un casino. Ho detto, vabbè, dai, sarà un caso, cioè, figurati, mai è successa una roba del genere. Vabbè, dopo un po', intanto io continuo a fare anche i miei video, poi era anche il periodo di Natale, era uscito a novembre, mi pareva, Air in the Space, sì. Qualche mese dopo registriamo Mega Festone, più o meno sulle stesse sonorità, ho detto, come si dice, caval che vince non si cambia, come si è Sì, detto là, esatto, una roba del esatto. genere, preso più o meno le stesse sonorità, lo stesso tipo di testo, girato al Mirassolo, un centro commerciale di Mira, proprio scrausissimo di giorno, così ma sì, facciamo il giretto. E quello là ha fatto ancora di più di Air in the Space. Da là ho detto, sai cosa? Vaffanculo, cioè questa È probabilmente la via dello Jedi. è la via dello Jedi e vaffanculo la serietà. E tra l'altro, appunto, era una soddisfazione, no? Perché c'erano tutti quelli che appunto che erano fissati con il rap Col old old school. school e no, non ti chiamo perché fai musica di merda qua e là e sto qua che li mangiavi risi in testa mi dava una soddisfazione proprio da, hai capito? Sì. E quindi era stata proprio, mi sono portato là solo per dimostrargli, no, come poteva, cioè questi qua non sanno neanche cantare, non sanno neanche stare in piedi, voi qua, e fanno, e hanno Più più successo numeri. di Sì, sì. voi, e la gente la rosicava, no? Certo, E certo. Anche quindi, perché... dimmi, dimmi. no, io comunque avevo la passione di fare i miei dischi, infatti dopo ho fatto, è uscito nel 2010 e Mutazione, 3 anni dopo ho fatto l'altro disco, quello più serio, perché è Musica musica da d'ematomi. ematomi, perché nel Sì. frattempo facevo questo, Sì, a me certo. comunque piaceva fare sto genere qua e quindi ho portato avanti quello. Dopo da musica da ematomi in poi ho completamente fatto solo trash alla fine. No, certo, però effettivamente si è comunque visto sempre la tua, che sul tuo personale, sul tuo progetto personale, anche all'interno di X-Lab c'è una serietà, perché anche su Trash Supreme, il primo, leggendario, che fa il verso anche con i filtri usati nel video a Sì, quello c'era originale, no? Eh, e tu lì comunque mantieni, cioè, la la professionalità c'era. professionalità, esatto. Difatti c'era la gente che mi diceva, ma perché fai video, fai sti video qua che potresti fare veramente strada e successo facendo roba più seria? Io ho detto no. Cioè, Questa è la mia via. esatto, e Eh, quindi ho continuato così. che poi, cioè, Mega Festone penso che oggi abbia sul centinaio di K di Di più, visualizzazioni, forse quasi 200. ha quasi 200K visualizzazioni, Ma penso da là sia. comunque dopo anche i locali iniziavano a chiamarti, comunque abbiamo girato in quel periodo là, cioè noi eravamo ogni weekend da qualche parte, o io che facevo il PR, quindi mi chiamavano e facevo le feste organizzate, oppure ti chiamavano a suonare, insomma è stato un periodo d'oro. Poi comunque da là Iron aveva, aspetta non ti ho detto perché si chiamava Iron però. No, infatti era una domanda che avrei voluto farti, ma immaginavo che magari No, l'avrebbe già discussa il perché buon Iron Rizzo, però perché Iron Rizzo? ma in realtà è proprio una cavolata assurda, sai perché? Perché ho detto, ascolta, visto che... Ah no, perché su Facebook c'erano le pagine, ti ricordi? Sì, E ho detto, cavolo, bisogna fare la pagina anche a lui, no? sì, a Luca Rizzo. Esatto. Prima che uscisse il video, no, ho detto, faccio anche la pagina dell'artista, perché sì, che dopo uscivano anche le sue pagine fake. Davvero. Sì. E allora gli ho fatto, ho detto, ma che foto è che gli metto? Allora ho preso, ho guardato un po' di immagini, c'era l'immagine di Iron Man, e ho preso la sua testa, l'ho messa su Iron, ho Iron detto Man. ma sì, Iron Rizzo, perché inizialmente volevamo chiamarlo Spider Rizzo,
Ah, vabbè, ma Perché sì, perché lui aveva il tatuaggio del ragno, no? Sì, giusto, è vero. Era Spider, Rizzo, ma in realtà poi è diventato Iron Man per culo caso, cioè non ha proprio senso. Ed è passato alla leggenda perché Esatto, penso sì. che più persone sulla provincia di Venezia e non conoscano più il nome Iron Rizzo piuttosto che E Luca dopo lui Rizzo. aveva amici il Monti, no, che andavano a scuola insieme, quindi anch'io voglio la canzone, anch'io voglio il video. Uguale. E così, e così gli abbiamo, anche lui ha fatto il video. Ti dirò la verità che il Monti è sempre stato il mio personaggio preferito, Di no? punta, sì. No, è Non sempre, non ha mai fatto il successo come Iron, ma neanche un decimo alla fine. Però mi piaceva perché, dura questa. eh sì, perché alla fine si fondeva più a quello che mi piaceva fare a me. Perché a me, io sono sempre stato amante di film di fantascienza, di azione così. E il Monti anche a lui piaceva, no? Perché anche se voleva le basi, lui faceva la French Core, gli Giusto. piaceva le basi Eh battute, sì, facevi i testi cattivi. Allora gli facevo un video che era inerente a quello che diceva, no? sì. Era tutta sta roba di guerra, era fare un video del genere, era figo, no? Con le esplosioni, quella roba che all'Iron non potevo fare. Cioè non aveva senso per il personaggio. No, no, capisco, è vero. E quindi mi impegnavo molto di più a fare video del Monti, però non ha mai avuto quel successo che ha avuto Iron. No, però comunque Monti rimane degno di nota all'interno dell'X-Lab, direi che è l'eterno rivale barra compagno di Iron Rizzo, no? Si sono Esatto. sempre spalleggiati anche quando c'era quell'intervista a tema le Iene con Iron Ma e diciamo che Monti. vabbè, il finto Ri- rivale era Pino il Divo di Iron. Pigni il Divo. Esatto. Vabbè, ma Iron nelle sue canzoni, se ci pensi, è un po' rivale di tutti, no? Perché Sì. anche contro Cantiron, Sì. cioè, Iron rimane il king che deve sovrastare tutti. Poi, comunque, altri personaggi, come anche mi chiedo, io poi negli anni ho un po' magari perso anche di vista la X-Lab e a un certo punto è venuto fuori un altro personaggio di cui molte persone, ancora amici miei, che sanno che anch'io seguo X-Lab, intanto mi dicono: Ma hai mai sentito l'ultima canzone di Bonso il Cobra? Anche Bonso il Cobra, che com'è che l'hai conosciuto? E Buon Soul Cover in realtà tutto è nato quando abbiamo fatto il Trash Supreme numero 2, e che il Trash Supreme sarebbe la parodia di King Supreme. Sì, sì, certo. E Consiglio di andare a vedere il primo perché il primo rimane leggenda, cioè proprio però è qualitativamente è il peggiore, dai. no, però comunque cioè, si vede proprio il filtro, no? Questa specie di seppia che sui toni, Seppia. sì, su questo In filtro. realtà c'era nuovo, per cui era Sì, seppia. no, però ci sono c'è del post-produzione che fa il verso al video originale King Supreme, Certo, perché c'è questo color, no, più tenue, no, le ombre più caricate e c'è questo dualismo tra il trash di Monty, di Alex X e la professionalità e la serietà di Botte, di Ale X, che cioè sono quindi diversi. sì, che sono Alex X e Ale X sono diversi, uno abbiamo bisogno di sottotitoli, l'altro no. Video che consiglio di andare a vedere chi non l'ha mai visto perché penso sia uno dei migliori, anche penso sia il terzo o il quarto più visto del canale. Sì, probabilmente sì. Spettacolare anche l'intro con la PlayStation 1 che sia quelle robe là. Ancora oggi quando lo mostro a qualcuno che non conosce, quando scopro che qualcuno non conosce X-Lab, glielo mostro. Ecco, cioè, e gli mostro sia Mega Festone e poi gli mostro Trash Supreme e dico, cioè, ragazzi, questo Sono qua, invecchiati malissimo. no, secondo me, personalmente da fan non posso, non sono d'accordo con questo giudizio, anzi, a volte mi ritrovo, come Marco gliel'ho detto altre volte, a pensare che, sai, in una compagnia di amici ci sta che ormai sul gruppo WhatsApp si fa il meme, si fa lo scherzo, si fa la battuta sull'amico, i cosiddetti inside jokes, no? Cioè gli scherzi che valgono all'interno della compagnia, Ah, ma ok, sì. Marco ha portato questa cosa qua al mondo intero perché dei suoi amici o delle persone un po' più divertenti e sgaie della sua compagnia Ah, ne c'era ha il mondo di fatto Tiz. il mondo di Tiz, ma comunque anche fare dei video musicali con i propri amici che si prestano le riprese e tutto, che cantano, cioè non è una cosa da tutti per niente, anzi, Diciamo che erano obbligati. Nel senso con la che... pistola, Sì. No, vabbè, anche magari... Zampese.
Sì. No, Dai, però non comunque, puoi, cioè, ti ho fatto tutto quanto una cosa poetica, così non puoi dirmi adesso che ma sono purtroppo è la obbligato. verità, adesso col senno di poi, insomma, sai. Vabbè, continua a dirmi. No, qual è la domanda alla fine? Boh. No, che appunto, cioè io ho detto appunto che loro, cioè che non è da tutti trasformare la comicità di un gruppo di amici in qualcosa che poi ha tutta una professionalità dietro, perché un video come Trash Supreme ha una professionalità che magari tu che l'hai fatto potresti non, con l'occhio critico potresti non accorgersi, ma una Sì, persona sì, sì, esterna sì. vede Trash Supreme e dice accidenti, questo con la compagnia dei suoi amici è arrivato a fare una cosa del genere, non è una cosa da tutti, in un mondo in cui con gli amici è difficile organizzare anche una grigliata o una vacanza. Quindi, tu mi stavi dicendo che appunto sì, erano un po' obbligati, però cioè, comunque faceva parte del tuo processo creativo e si vede che loro hanno avuto comunque una No, oddio, un visione. conto è che comunque là quando sei giovane, sai, bene o male sei più spensierato e più tempo libero, quindi magari dici, io comunque là ero sempre più o meno il leader, cioè già ero il leader proprio di sfigai, cioè nel senso mi venivano dietro chi che non aveva niente da fare in sostanza, no? E quindi dico, ascolta, io giorno X sono là alle 3 a fare il video, chi vuole venire sono là, e loro venivano là, hai capito? Più o meno funzionava così. O magari sabato sera, guarda, io sono a festa X e la gente veniva là, ad esempio, no? Dopo magari appunto avendo una certa, cioè, che la gente si fidava o comunque vedeva una certa, dice, boh, insomma, dai, dove va lui mi fido, veniva altra gente, quindi poi così si Ma creava un il attimo. risultato comunque ce l'hai perché Il alla fine. risultato sì, Però abbiamo fatto una grossa parentesi, una digressione sul fatto che comunque torniamo a Bonsai Cobra. Bonsai Cobra, Trash Supreme numero 2. Abbiamo esatto, lì è detto. nato perché avevamo fatto appunto il numero uno. Sì? E Leggenda. perché c'erano proprio gli artisti per farlo. In realtà c'era Monti, Aino, Alex X e Pigni e poi abbiamo aggiunto Mary Morphy e Zampe, mi sembra, e basta. Eh, Pigni il Divo, che salutiamo, Pigni il Divo PH, esatto, Pigni e Dio che che ha fatto un attimo uno switch, vabbè. sessuale. Esatto, comunque io Alex, no, Alex X l'avevo conosciuto perché il cugino che dicevamo prima di Nicola Bezzon che aveva fatto lo studio con me, il cugino che era da Padova, voleva anche lui venire a registrare, perché in quel periodo là che ho fatto lo studio avevo tanta gente che veniva a registrare da me, perché io ero quello probabilmente qualità-prezzo migliore che si avvicinava più a uno studio, ma non facevo pare come uno studio praticamente, no? Quindi venivano là e, e c'era anche Alex che poi ha fatto comunque la sua strada e spero che gli ho già chiesto che venga a intervistarsi, speriamo venga presto, vabbè, Nel e, confessionale qua, esatto, nel con la confessionale. tenda verde. E tramite Alix mi fa, stavamo organizzando su Trash prime due, gli faccio, ma ascolta, non hai qualche artista, qualcuno, perché Zampe non lo vuole più fare, avevamo forse litigato quel periodo là, non mi ricordo, la Merila lo stesso, come fai? Avevamo il poeta, che era un nuovo acquisto, Sì, vero, il poeta leggendario. e vabbè, insomma, mi fa, ascolta, guarda che nella mia zona c'è Un pozzo di sto cobra. bonso il cobra, mi fa. Ma che cazzo è sto bonso il cobra? No? Sì, sì, è da piove, si fa, scusa, da Boglion mi fa, si fa dei video, secondo me è adatto a sta roba e vabbè. Quindi l'ha registrato lui nel suo studio, si era fatto un mini studio, mi ricordo all'epoca. E niente, poi è arrivato là, l'ho conosciuto io in Trash su prime due, la prima volta l'ho conosciuto. E da là ho detto, ascolta, ormai io avevo l'X-Lab, era proprio considerata trash a tutti gli effetti, Alex comunque voleva andare nella sua strada a fare robe più serie e difatti nel 4 non c'è neanche nel 3 non c'è, Alex si è proprio ha cambiato, non voleva più far parte di sta roba e ho detto, ascolta, me lo tiro su io il bonso, no? E anche là, solito, ovviamente avevo l'attrezzatura molto migliore, avevo molto più dimestichezza, però una canzone con la stessa mentalità. Certo. Ti faccio un video da cazzo perché tanto uno devo perdere tempo io, due non so neanche come vada a finire
3 non sai neanche dire una frase intera, anche quello è esploso. E una roba che strana che ho notato, sia Iron che anche Alex X e anche Bonso fanno la prima canzone che va bene, la seconda canzone che va molto bene, dalla terza una discesa totale. Tutti quanti hanno fatto così. Difatti, quando ho fatto la seconda canzone, che la prima era le ragazze del mio quartiere, sti titoli qua in realtà era l'unica roba che ha messo lui. Vedo come la chiamiamo sta canzone? Le fighe del mio quartiere. Mi fa, ma che cazzo c'entra? Però siccome che gli ho fatto io il testo, la base, il video è tutto, ho detto almeno il testo, Il titolo? il nome del titolo della canzone, almeno quello la metti. Anche a Mega Festone è stata un'idea di Iron. I testi sono miei, però i titoli, per farli sentire un attimo più Sì, partecipi, giusto. almeno il titolo mettilo te. Infatti Mega Festone che senso ha? No, Detto Iron effettivamente considerando il testo di Mega Festone non ha un cazzo di senso. e neanche le fighe del mio quartiere, la seconda, non mi ricordo neanche come si chiama la seconda. Di chi? Del Bonso, perché Bonso. fa Bonso, Bonso, Bonso e Cobra, tanta, tutti la conoscono per quella roba là e basta. Sì. Come cavolo si chiama della seconda? Ecco, Le basta. ragazze del mio quartiere. Boh, Ragazzi del mio quartiere ho presente bene, è leggendaria anche quella. la seconda non lo so. Comunque un nome che non ha senso con la canzone, insomma, ecco. Bene Marco, abbiamo ripercorso la storia che ci ha portato alla leggenda a X-Lab Productions oggi. A parte che a me mi interessano alcune curiosità, innanzitutto come è nato il logo a questo punto, mi verrebbe anche da pensare. Si può dire? Si può dire come è nato il logo? Pussy? No, perché qua c'è la Pussy, che voi non vedete, non so perché oggi c'è la Pussy, abbiamo... Special guest? Esatto, speciale, vabbè, è stato grigetto. E il logo dell'X-Lab, secondo te come è fatto? Te lo sai perché te lo spiego. Allora, secondo me, io prima che tu me lo spiegassi, ma voglio che lo condividi col mondo perché questa è un'ulteriore curiosità che mi ha lasciato di stucco quando l'ho scoperta, cioè io ho pensato, ma Ecco, non posso neanche mostrare la posizione da qua, non so se si vede. Vabbè, no, però cioè, io ho pensato semplicemente, sai, in un sito di fotostock, uno ha preso il teschio, ha cambiato i colori, ha preso una X fatta, boh, cioè, si vede che è una persona, ma io pensavo fosse tutto quanto fatto o prefatto, invece la verità qual è? La verità è che l'ha fatto sta mia ex morosa del tempo che si è messa la mia felpa col cappuccio rosso, ha abbassato la testa, ha aperto le gambe e ha messo così, me l'ha fatto lei A X. e l'ho sempre tenuto perché era figo. Perché è una bomba in realtà il logo, Effettivamente sì, non sono mai riuscito a fare un logo migliore e allora l'ho sempre tenuto. una bomba. Non so se lei, sì, penso che lo sappia comunque che c'è ancora. Esatto. Sì, dai. Facciamo vedere. Sì, perché mi ha mandato a fare in culo quando ho pubblicato una canzone. Vabbè, non so perché. Comunque, tornando fa. ad altre curiosità, quali sono curiosità che potresti dirci di canzoni, metodi con cui potresti, cioè, poi video, registrazioni, oppure anche quali sono state le scene più difficili da girare di un video che più ti hanno fatto sclerare? Beh, quello che mi fa più sclerare senza ombra di dubbio è il Monti, cioè il Monti mi certo. fa andare via di melone, c'è una roba incredibile. Quando abbiamo fatto il film, che ci sei anche tu, il problema suo e anche col video prima è che lui parte a 1000 e poi si stanca, poi si stufa. E organizzare con lui diventa difficile perché anche il film c'erano alcune scene che magari eravamo anche in 15-20 persone che magari ci trovavamo lo stesso giorno a fare le riprese e c'eravamo tutti, chi è che mancava? Il Monti. Cioè ti manca il protagonista, dove va? Un'altra volta ti dico, mi raccomando, cioè, vieni vestito uguale dell'altra volta. No, ma aveva il cappello, non lo trovava più. Difatti c'è la scena che tipo fa finta di perdere il cappello perché non ce l'ha più. Dopo un'altra volta si fa la cresta, che quindi vedi il video, ho detto, quindi facciamo finta che rubi un altro cappello di un altro, così non si vede che hai la cresta. È un disastro. E dopo si stanca, è una roba impressionante il Monti.
una pesantezza E non puoi farlo in incredibile. CGI come fanno con Paul, quello di Fast and Furious. e quindi- Purtroppo, beh, all'epoca era un po' difficile. No, però mi Mamma immagino mia. il Monti in una CGI. Comunque poi tanti scleri, ma ci sono i video di backstage dove potete proprio vedere i disastri, insomma. Poi non si sa mai cosa gli passa per la testa. Mi ricordo che stavamo girando un video e a un certo punto eravamo a casa del nostro amico e il Monte gli fa questo, posso usare il pennarello per fare una scritta? Ma non si sa bene, cioè, dove vorrà farla su un foglio. Gli ha scritto, è iniziato a scrivere l'os sul marmo di casa e non andava più via l'os. E poi le avevamo chiesto più volte, ma cosa volevi scrivere? E non lo sa, cioè, Los Angeles, Lost, boh, ma ce ne avrei, o come l'altro giorno che è curioso, lui guarda, si versa una mastella di pittura in testa, cioè disastro. E no, invece a livello audio là, no, mi Sì, per chiedevi, le curiosità, anche solo cosa c'è sotto il cofano, no, di una canzone della X-Lab, effettivamente c'è questo stile un po' particolare, lo definirei un po' alla bello figo, in cui non c'è l'intonazione e non c'è neanche per forza l'utilizzo dell'autotune, e quindi è come se fosse un po' anche la mischetta, cioè che tu su una base è come se raccontassi più una storia, che è come se loro canticchiassero a volte piuttosto che effettivamente cantare. sì, in realtà, ora che mi ci fai pensare, dici tutti gli artisti dell'X Lab, quindi Monty, Iron, Sì? Bonso, Sì, hanno più questo stile che perché sembra ti un po' dirò, distaccato. a parte Alex X, che lui registrava in sciata, ma non tanto perché fosse più bravo degli altri, ma perché tanto non si capiva un cazzo, quindi io prendevo, paf, quello che diceva, lo buttavo su una base, al massimo dove c'erano i punti morti, tagliavo, ricucivo, sistemavo, invece tutti gli altri non è che come un rap normale, non so se tu sai o anche gli altri sanno, insomma, che generalmente tu hai la base musicale, hai insomma il pezzo, fai la tua strofa intera che può durare 20 secondi, 30, dipende, leggi la tua strofa, la canti in sciatta e via, poi ci registri sopra le doppie voci, le sporche e fai sto pezzo. Loro invece non sanno andare a tempo, non sanno neanche le parole, non sanno, cioè non sanno cantare giustamente, quindi la tecnica qual era? Che loro non si mettevano neanche le cuffie, me le mettevo io e gli dico tipo, che ne so, per farti capire una canzone, che ne so, di Bonso il Cobra, per esempio, dicevo Bonso, Bonso, Bonso il Cobra, e lui Bonso, Bonso, Bonso il Cobra, registravo il pezzo e via. Tanta, tanta, tanta roba, tanta, tanta, tanta roba, tac. E quindi era tutto un montaggio così. E dopo io stavo qua con le cuffie, concentrato a mettere. Il problema è che dopo loro parlavano, poi il bonso parla, 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 quindi io sta zitto un attimo, veramente a posto. Qua mi sembra che manca un pezzo, rifammi sta parte qua, era tutto un puzzle che poi alla fine comunque tu quando ascolti la canzone ti sembra che sia una canzone intera Sì, dove sì, c'è lui che perché è canta, ma in continuativo. realtà non sanno loro le canzoni, capito? Anche il video è tutto un montaggio del tipo, guarda, dimmi sta strofa qua, se strofa, dimmi sta frase qua e dopo la monto. Sono tutti montaggi simili. Infatti anche là tu puoi notare col Bonso, soprattutto gli ultimi video che iniziavo proprio a scoglionarmi, vedi che in realtà il labiale non è mai a tempo. Ma non perché io montassi male, ma in realtà perché io registravo il pezzo e me ne fregavo un po' del montaggio, sinceramente, ecco. Beh, e dopo tutta questa carrellata, comunque dopo la polivalenza della X-Lab e di De Botte, eh, vogliamo anche parlare un po', riprendere anche un discorso un po' di prima che riguardava un po' la parte del PR, no? E discutere di un alter ego, una certa Giulia Borgato, e vedere anche con De Botte cos'era quel periodo in cui delle feste di quei numeri grossi in cui si portava tanta gente alle feste, no? Esatto, e comunque si collega sempre alla musica perché qual era il discorso?
tira più un pelo di, come si dice, che un sì, carro di dai. boia. Allora ho pensato, no, ma sai cosa? Come io cioè, era brutto da vedere, ero anche un maschio, ho detto mi faccio un mio alter ego donna, no? Che all'epoca non era come adesso che tu vedi un fake, tac, lo sgami subito. Una volta era più difficile. No, certo. Una volta, cioè, era più difficile, non era così scontato. Forse ero anche uno dei primi a creare, ho fatto questo bellissimo profilo di una donna che si chiamava Giulia e niente, ho detto ascolta, faccio a lei pubblicare i miei video, no? A spammare, a condividere, infatti vedevo che aveva pure riscontri. Però allo stesso tempo c'erano un sacco di uomini, no, che mi scrivevano, no? E che volevano vedermi, volevano conoscermi, allora cosa ho fatto? Ho unito l'utile al dilettevole e, e creavo dei tavoli in discoteca, no? Con lei, ascolta, io sono una APR che magari ero là lo stesso, quindi c'erano questi tavoli in discoteca fatti da Giulia, però gestiti da me, non so se mi sono spiegato. Ma sì, sì, ma Cioè, scusa. tipo, c'era Carlo che scriveva a Giulia, ciao, vediamoci qua e là. Dico, ascolta, guarda, io sabato sera sono in un locale X e ti va di venire al mio tavolo. Sti qua erano morti de gnagna, capivo? Quindi si fiondavano come mosche nella pupù e quindi io facevo questi tavoli con lei che era, cioè, erano sti ragazzi che venivano per lei, facevano sto tavolo e io lo gestivo. Quindi è stato un periodo, vabbè, così insomma, è un periodo un po' particolare. Mi ricordo che c'erano questi che mi hai mai vista Zia Giulia? Faccio sì, guarda, in pista da qualche parte. E alla fine, vabbè. Alla fine ti hanno sgamato, esiste ancora questa Giulia da Ma qualche parte. ormai cosa vuoi? Sono cambiati i tempi, però insomma era divertente, no? Perché c'erano tutti sti, anche i miei amici, li trollavamo, no? E se non sbaglio, 1 o 2 anni fa c'è stato un video clamoroso che ha detto che annunciava la possibile, no, chiusura dell'X Lab, che poi Ma non è in andata. realtà io in quel video là ho detto anche, guarda, l'unica roba, no, io l'ho chiusa per i motivi che avevo già detto, però ho detto mi sarebbe piaciuto fare per ogni artista fare una specie di documentario, senza intervistarli, no? Fare un documentario dove parlavo vita, morte e miracoli dell'artista, alla fine l'ho fatto. Infatti, ed eccoci qua. Ma nel futuro della X Lab ti prospetti qualcosa? Se qualche nuovo artista trash bussasse alla tua porta, Io non tu saprei resistere, rinunceresti alla chiamata? Non sapresti resistere. non saprei resistere. E chissà, magari capiterà. Carlo Kebab. Scrivete nei commenti se avete qualche nuovo artista da produrre, cioè da Esatto. produrre, da farmi produrre, insomma. Esatto. Pensate alla persona più finita del vostro quartiere, mandatela da Però Marco. sai cosa che io ho notato? Che un conto è magari, ti faccio esempio con Iron, con il Monti, tu comunque ci uscivi, avevi una certa vita, quindi parlavi di quello che succedeva, perché alla fine anche in tutte le canzoni di Iron descrivevamo quello che vivevamo. Sì, l'inside joke, perdonami se uso questo Tipo tecnicismo, anche ma mi viene in mente Estate Trash, sì, quella canzone là, parlava di... parlava di cose vostre, di parlava cose di che cose, potevate esatto. apprezzare, però era una cosa che si poteva apprezzare anche fuori da chi non era parte del Certo, vostro gruppo. perché comunque che andava al muretto, andava al caffè del Mar, c'erano altra gente che si rivedeva, andavamo a Milano, ci sono i video, ok. Quindi la canzone era scritta su una roba che vivevo. Se mi viene qua uno, mi bussa alla mia porta, che neanche lo conosco, capito? Che, che non sa aiutarmi, che non c'è feeling, muore là. Difatti io vorrei fare un saluto che comunque intervisterò prima o poi, è il VIP di San Donà, il grande Nicolas Costa, che lui ce lo conosco da anni, avrei potuto sempre produrlo, ma non vivendo quello che fa lui, non riuscendo a fare niente, non sono mai riuscito a produrre niente, però avrei potuto, capito, registrarlo quando volevo. Però non avendo sto feeling, è morta là, insomma. Allora dovrai pensare e vivere come il buon Costa e produrremo il buon Costa. Il problema è che non ho più la vita di 10 anni fa, di 15 anni fa, non è che posso Di fare andare ogni festa sera a a fare, fare esatto, seratona. esatto. E allora
Quindi per quella, la difficoltà è quella, sai. Quando Botte cambierà lavoro, tornerà Lifestyle. Esatto. Esatto. No, lasciamoci con un messaggio di speranza. Non si sa mai, ci sono stati periodi, comunque l'ex Lab ha una storicità quasi ventennale, ormai sì, 15 Sì, anni, sì. e quindi non si può mai sapere. Ad oggi, se ci pensi, siamo qua a produrre contenuti, Esatto. quindi mai dire mai, vedremo cosa ci riserva il futuro. Nel mentre, Carlo Kebab. Esatto, chiudo qua con una cosa, infatti Carlo Kebab, la canzone che ho fatto, che loro avranno già visto, è ispirata perché c'è stata effettivamente un'esperienza mia da dire Carlo Kebab. Sì, Se non l'avessi fatta non avrei mai fatto quella canzone. esatto. C'è un prima e dopo aver mangiato Carlo Kebab nella vita. Esatto. Io con questa direi ci salutiamo e qualche altra curiosità. Ma semplicemente mi chiedo che fine ha fatto Mirza. Perché? Insomma, non penso che lo conosca nessuno. Difatti, quando facevamo le feste, che gli mostravo, che gli chiedevo magari se mi faceva ancora la PR, quella, gli mostravo le sue liste che magari portava 10 persone, no? Ho detto, mamma, ma quanta gente portava? Adesso chi cavolo mi conosce? Nessuno. Ecco, vabbè, allora salutiamo il poeta. Se avete altre domande, scrivete un messaggio nei commenti. Scrivete un messaggio nei commenti se volete un'intervista anche al poeta. Il poeta è ancora rintracciabile, sì. Sì, Madonna. Ecco, Sì, a posto, sì. per fortuna. E purtroppo alcuni personaggi di questo, C'è la musica là. di questa struttura, Come si chiama quel meme là che così? facepalm, Facepalm. di questa struttura. Però il poeta, che a quanto pare la Pussy conosce, è ancora... Un suo spasimante del qualche anno fa. Sì. Hanno passato gli ultimi... dell'anno insieme. no, gli ultimi. Guarda, mi sa che stiamo divagando. No, sì, abbastanza. Comunque, Ci vediamo alla prossima puntata. Qui è Carlo Kebab. Questa puntata è sponsorizzata dalla Pussy e Carlo Kebab. Ciao. Ah, a posto. Sbovo sto faro sui occhi. Carlo Kebab. Ma sì, la puntata. Secondo me Carlo Kebab porterà una nuova dinastia Ming della X-Rab. Questo è il Ming? La dinastia cinese, degli imperatori cinesi. Sono un vaso Ming. Il vaso Ming si chiama Ming Io perché è stato fatto... sopra Worms. E quelli Worms. Sì. C'è il vaso Ming. Sì, ma il vaso Ming, che è una roba ovviamente costosa di antiquariato, si chiama Ming perché è un vaso, una ceramica fatta nell'epoca Devo registrare qua il vaso Ming. Qua il vaso Ming.